giunga al tuo trono, fai scendere la tua unzione, su di noi. Il tuo popolo, Signore, stendi la tua mano e guarisci il tuo popolo, Signore.
che riesce a levare, ora che riesce ora mai mi riesce la vecchia, ora che la oscia da rai anche la riesce la rai, ora iena sta la vecchia riesce, ora riesce la alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Fai scendere la tua unzione, fai scendere la tua unzione su di noi, su di noi. Le mie glorie tu sei degno, Il cielo aperto, benedizioni scendono, degno. chiedete al Signore, Alleluia, gloria a te. chiedete, mandate grida di gioia all'Eterno. grida di gioia all'Eterno, mandate grida di gioia all'Eterno, oh Eterno, io gioisco in te. Mandate grida L'arca di dell'Eterno gioia è mezzo a voi. all'Eterno, mandate grida di gioia all'Eterno, oh Eterno, io gioisco in te. Io gioisco in te, io gioisco in te. Io voglio guarire le ossa. Giacomo, capitolo 1, versetto 2. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare. Egli sarà data. Amen. Vi potete sedere. Naturalmente, visto che siamo in tema, oggi parliamo delle prove. Allora, la prova non è una circostanza fine a sé stessa. La prova non è una circostanza fine a se stessa. Serve per fortificare la nostra fede. Giacomo ci dice che dobbiamo gioire cose fuori dal mondo quando c'è la prova della nostra fede. No? Siamo tutti gioiosi quando siamo tutti nella prova, vero? Me lo immagino. Quindi la prova ha delle caratteristiche. È un problema che si presenta all'improvviso. Non sono sempre le stesse, le prove cambiano. Non hanno una risposta immediata e solo Dio conosce il fine ultimo. Che vuol dire? Che la prova viene quando viene e la prova ha uno scopo che noi non sappiamo. E in genere nella prova noi chiediamo al Signore: Signore, ma perché questa prova? E il Signore dice: niente, non parla, perché se no non è prova. Ci siete? Fate amen. Se no non è prova. Quindi la prova ha
lo scopo di provare la nostra fede, ma nello stesso tempo deve produrre in noi qualcosa di particolare. Quando Dio ci mette alla prova, ed è Dio che ci mette alla prova la nostra fede, rimoduliamo, mette alla prova la nostra fede, è perché Dio deve produrre qualcosa dentro di noi. La parola prova nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, è la stessa parola per tentazione, uguale, solo che a secondo la circostanza o è prova o è tentazione. Ma in ogni caso tutte e due hanno lo scopo di portarci ad un risultato finale. Amen? Ci siete? Amen? Rispondete. Allora, a cosa serve la prova? Ad esercitare la fede. Che vuol dire? Che se io devo attraversare una prova, non è la prova in sé per il quale io devo gioire, perché la prova, io non gioisco della prova, va bene? Ma io gioisco poi dalla meta finale. Che cos'è la prova? Perché il Signore ci prova? Perché dobbiamo essere provati? Perché è nella prova che si sviluppa la fede. Questo significa che, per esempio, mi viene la bolletta da 500 euro, no? Io sono tranquillo perché ho i soldi in banca, so come pagarla. Non è una prova, giusto? La nostra fede che deve mettersi in azione. Abbiamo già la fede nel conto corrente, abbondantemente nel conto corrente. Ma se mi arriva una bolletta di 500 euro e io nel conto corrente non ho niente, lì si deve attivare la fede. E quella è la prova. Certamente nessuno gioisce, che bello, mi è arrivata una prova da 500 euro. È vero? Nessuno esulta per questo. Ma nella misura in cui noi attiviamo la nostra fede viene provata. Ci siete? Non veniamo messi alla prova a noi se ci lamentiamo o meno, perché lamentarsi con Dio è lecito, va bene? Ma il problema è la fede dopo. In un secondo momento io poi metto fede in Dio, metto fede nelle promesse di Dio. Io credo che Dio mi può risolvere quella situazione, perché questa è la prova della fede. Ci siete? Abramo, quando Dio gli disse tu avrai una lunga discendenza, aveva 75 anni. Abramo, noi sappiamo che è considerato un uomo di fede di quelli potenti. Quando ebbe ad Isacco, però, sapete quanti ne aveva? 100. Quindi sono passati 25 anni dalla promessa all'attuazione della promessa. Abramo ha messo fede in qualcosa che non vedeva. Abramo ha capito che doveva basarsi non su quello che vedeva con gli occhi, ma su quello che Dio aveva promesso. Questa è fede. E sono passati 25 anni dalla prima promessa. Dalla prima volta che Dio gli ha detto non ti preoccupare, tu avrai una discendenza numerosa, sono passati 25 anni. Il Signore ti dice che se ti viene la bolletta di 500 euro, fra 25 anni ti daranno subito, il Signore provvede. Amen. Quindi, or la fede, Ebrei 11, versetto 1, or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi la fede è certezza di cose che non ci sono, se no non è più fede, perché se io vedo le cose che ci sono e mi baso sulle cose che ci sono, non è fede, perché non ho bisogno di mettere fede su qualcosa che è presente. Fede è certezza di cose che non si vedono ed è certezza di cose che ancora non ci sono. Salmo 13, versetto 1. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando farò deliberazioni nell'anima mia e avrò afflizione nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Guarda attentamente e rispondimi, o Eterno, Dio mio. Illumina i miei occhi affinché non si addormentino
nel sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto e perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Ma io confido nella tua benignità, il mio cuore esulta nella tua liberazione. Io canterò all'Eterno perché mi ha trattato con grande magnanimità. Amen. Ora la prova, come abbiamo detto, non è sempre una cosa bella. Abbiamo letto Davide. E quando la prova è dura, noi siamo come Davide, noi cerchiamo risposte dal Signore. Noi cerchiamo risposte da parte di Dio. Noi chiediamo, Signore, ma insomma, ma può essere? Ma perché il nemico deve vincermi? Perché questo problema deve persistere? Perché ancora devo andare avanti così? Perché non mi dai una soluzione? Illuminami. Davide, per gridare in questa maniera, sapete quale parola ha ricevuto da Dio? Niente, nessuna parola. Nessuna parola. Certe volte noi viviamo questa situazione, noi diciamo, Signore, ma perché? Ma io sono figlio tuo, perché tu mi devi portare ad una situazione che è quasi sull'orlo del precipizio? Perché devo arrivare in una situazione nel quale io posso anche cadere e farmi male? Davide manifesta tutto il suo dolore, tutto il suo disappunto anche davanti a Dio. Davide si mette davanti a Dio e gli dice, Signore, ma tu ti rendi conto che i miei nemici quasi quasi mi prendono in giro? Perché tu permetti questa cosa nella mia vita? E se voi ci fate caso, dal primo versetto al versetto 4 è tutto un grido di dolore da parte di Davide. Ma è giusto, è normale. Perché nella prova noi possiamo e dobbiamo gridare al Signore, ma Dio può e può anche desiderare da parte sua non darci nessuna risposta. Se no non è più fede. Davide in che cosa ha sperato? Guardate che cosa dice dal versetto 5 al versetto 6. Ma io confido nella tua benignità e il mio cuore esulta nella tua liberazione. Io canterò all'Eterno perché mi ha trattato con grande magnanimità. Cioè significa che comunque Davide, nonostante tutto il suo lamento, nonostante non ricevesse nessuna parola da parte di Dio, nonostante le circostanze erano veramente dure in quel momento, lui dice, va bene, io voglio sperare nelle promesse di Dio. Io voglio confidare nella parola che il Signore mi ha dato. Tu sei buono, Signore, io so che la mia vita è nelle tue mani e tu mi procurerai benignità, liberazione e vita. Davide aveva questa convinzione, nonostante ci fosse la prova, la sua fede era messa in azione. Non ci possiamo sempre lamentare. Se noi cadiamo nella prova vuol dire che ancora noi non siamo forti, noi non siamo ancora fermi nelle cose del Signore. Amen. Ci siete? È la prova che ci fortifica, che rende forte la nostra fede. Giacomo, lo vogliamo rileggere. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Se noi leggiamo il primo versetto e il secondo versetto così: considerate una grande gioia sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Dove sta la gioia? Nella produzione della costanza. Dillo insieme a me, costanza, che non è una signorina fuori. Costanza è fermezza. Dì alla persona accanto a te, costanza. È stare fermi la costanza, è essere convinti. Quindi la fede, scusate, mettere la fede in movimento produce in noi costanza. Più la nostra fede viene provata, più noi diventiamo fermi nelle cose del Signore. Più la nostra fede viene provata, più noi siamo convinti che il Signore è con noi. Questo dice Giacomo, non dice gioite della prova, nessuno gioisce della prova. Abbiamo visto che Davide non ha gioito nella prova, anzi piangeva.
ma non ve lo dico, dopo ve lo dico. Quindi la costanza. La costanza significa rimanere fermi, non vacillare. In cosa? Nella fede in Dio e nella sua fedeltà. Quindi la costanza produce in noi fede in Dio. Riconosciamo che Dio è fedele nella nostra vita perché noi abbiamo creduto in Lui e Lui ha agito nel momento opportuno per liberarci dal male. Lui non deve dare risposta perché il male è avvenuto nella nostra vita. Lui dà la soluzione nel momento giusto per liberarci dal male. Perché se noi sappiamo perché, non cambia niente. Noi lo stesso dobbiamo attraversare la prova. E lo stesso dobbiamo arrivare alla meta che il Signore ha proposto per noi. Sappiate che comunque ogni prova non è più pesante di quella che noi possiamo portare. Dio calibra sempre la situazione in modo tale che noi possiamo superare la prova e uscirne vincitori. Ci siete? Giobbe, che è stato tentato dal diavolo, ma comunque era una prova per lui, ha avuto calibrata la prova. Probabilmente tra di noi, chiunque avesse subito quello che ha subito Giobbe, non l'avrebbe superata no al primo ostacolo, prima ancora, perché veramente Giobbe ha dimostrato di essere fedele, di credere nelle promesse di Dio. Ma per lui andava bene così, era calibrata la prova per lui. Non era una cosa che noi potevamo superare. Quindi Dio non ci mette mai davanti un ostacolo che noi non possiamo superare. Dio ci mette davanti un ostacolo che noi possiamo superare col suo aiuto. Amen? Amen, gloria a Dio. Quindi vuol dire che c'è sempre speranza nel momento della difficoltà. Sempre. Dio è sempre pronto lì a dirci non ti preoccupare, stai tranquillo, con il mio aiuto tu la supererai la cosa. Noi dobbiamo credere solo in questo. Dobbiamo mettere in pratica la nostra fede. Dì alla persona accanto a te, metti in pratica la fede. Amen. Quindi, se camminiamo alla luce del giorno, noi vediamo quello che c'è davanti a noi e andiamo spediti. Dove mettiamo la fede? Da nessuna parte, non c'è bisogno di fede. Ma se camminiamo dove c'è la nebbia fitta, dove noi non sappiamo dove stiamo mettendo il piede, lì è la fede. Cioè Dio, diciamo Signore, dammi la mano, conducimi tu, noi andiamo convinti che il Signore ci sta accompagnando, senza vedere quello che c'è davanti a noi. Questa è la fede. La fede è camminare non nelle tenebre, nella nebbia. Nella nebbia. Noi non vediamo quello che c'è, ci dobbiamo fidare del Signore. Perfetti, perché Giacomo dice, versetto 4, e la costanza compie in noi un'opera perfetta. Dì alla persona accanto a te, perfetto. Dì alla persona accanto a te, telios. Telios, che non è una forma di te aramaica, è telios, è greco, e vuol dire fermi, stabili. Ok? Non vuol dire perfetti senza peccato, no. Non significa senza peccato. La parola telios, giusto, significa, proprio per essere più precisi, maturo. Io la persona davanti a te, maturo. Ora dillo a te stesso, maturo. Significa maturo, vuol dire capaci di ascoltare la voce di Dio e di farsi guidare da Dio. Sempre, non soltanto durante la prova. Significa capaci, essere maturi, di stare alla presenza di Dio e di ricevere da Lui con fiducia ogni cosa. La prova quindi a che cosa serve? A renderci maturi. Capite la situazione? La prova ha uno scopo. Anche se ne ha più di uno scopo, e oggi ne scopriremo un altro di scopo. Ma la prova ha la necessità di farci maturi. Se noi non attraversiamo la prova, noi restiamo immaturi, quindi restiamo bimbi, piccoli, senza forze. Abbiamo bisogno di crescere e la crescita avviene durante la prova.
Amen. Però fissatevi sempre una parola nel cuore. La prova è un passaggio momentaneo ed è sempre, anche se può essere estremamente difficoltoso, ma è estremamente nelle mani di Dio. Sempre. Ma anche la tentazione, prove e tentazioni sono sempre nelle mani di Dio. Giobbe, la situazione di Giobbe era nelle mani di Dio. Perché che cosa ha detto al diavolo? Fai quello che vuoi, ma non gli togliere la vita. La prima volta dice, sì, vabbè, ma questo ti ama, ti adora perché ha tutto. Togliamogli tutto. E gli ha tolto tutto. Dio gli ha detto, va bene, togligli tutto. Cioè, capite? È ogni cosa nelle mani di Dio. Il diavolo non può fare niente di testa sua, se Dio non glielo permette. Ma Dio glielo permette perché noi dobbiamo maturare e dobbiamo arrivare ad un livello spirituale più alto. Perché più maturiamo, più cresciamo, più ci avviciniamo a Dio. Amen. Alleluia. Quindi, alla fine Giacomo dice, ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente. Secondo me, Giacomo vuole dire una cosa, in questo caso. Se voi non riuscite a capire questo concetto, chiedete a Dio di farmi illuminare. Questo significa. Perché non è facile certe volte capire quello che il Signore vuole. Quindi noi nella prova ci dobbiamo fare solo illuminare, Signore, va bene, fammi capire che questa prova io la supererò perché tu sei con me. Come ha fatto alla fine anche Davide. Davide non ha fatto niente di più, niente di meno, si è lamentato, anche Giobbe si lamentava. Si è lamentato, Signore, ma perché? È umano, siamo umani, ma mai, mai, mai ha ceduto nella fede. Soprattutto Giobbe, per quanto potesse avere anche amici che gli dicevano no, colpa tua, è disonesto, disgraziato, te le sei chiamate tu, lui diceva no, sicuramente no. Si rivolgeva a Dio e gli diceva Signore, ma perché? Ma perché? Perché lui pregava sempre, giorno e notte. Pregava per se stesso, pregava per i figli, pregava per i servi, sempre che pregava era Giobbe. Giobbe era cresciuto veramente. Vedeva la mano di Dio nella sua vita. Davide ha avuto sì tante disgrazie. Ha avuto tante follie. Guardate che cosa dice Luca, versetto 9, capitolo 9, versetto 23. Poi disse a tutti, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Introduco il tema con questo versetto. Se noi vogliamo che davanti a noi ci sia Gesù, noi dobbiamo prendere la nostra croce. Lui è davanti a noi. Il male della croce è su di Lui perché Lui è stato davanti a noi. Noi dobbiamo prendere la nostra croce, ma non sarà mai la sua croce. Ma la croce ci avvicina a Dio, ci fa salire in alto. Alla fine della croce, alla fine della crocifissione, Lui ha vinto. Naturalmente quella è una prova calibrata per Lui, non è una prova calibrata per noi. Lui è morto per noi ed è sufficiente. Infatti Gesù ci dice di prendere la croce, non di farci crocifiggere. Ok? Quindi significa se c'è la prova, non ti preoccupare, prendila e seguimi, perché anche io ho preso la mia prova e ho vinto. Mi seguite? Quindi noi prendiamo la nostra croce e non diciamo perché il Signore mi ha dato questa croce, perché Lui non l'ha detto perché il Signore mi ha dato questa croce. Lui aveva un obiettivo davanti a sé, che era quello di compiere la volontà di Dio e di compierla in maniera perfetta per la nostra salvezza. Il nostro scopo è prendere la croce quando ci viene data e portarla fino a dove la dobbiamo portare, ma lì dove noi la porteremo avremo vittoria, avremo veramente l'elevazione davanti a Dio. Saremo innalzati come è stato innalzato Gesù. Innalzato nel senso innalzato di gloria. Amen. Glorificati. Quindi, Salmo 105, versetto 17. Egli mandò loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come uno schiavo. Gli serrarono i piedi in ceppi e fu esposto con catene di ferro, oppresso con catene di ferro. La parola dell'Eterno lo mise alla
prova. Dile alla persona accanto a te, la parola dell'Eterno. No, la parola dell'Eterno lo mise alla prova. Quindi, la parola dell'Eterno lo mise alla prova, affinché si adempisse ciò che egli aveva detto. Allora il re mandò a farlo sciogliere, il dominatore dei popoli mandò a liberarlo, e lo fece signore della sua casa e governatore sopra tutti i beni, per legare i suoi principi a giudizio e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Ora, Giuseppe, la sappiamo tutti più o meno la storia di Giuseppe, quando era il cocco di papà, era quello che il papà diceva no, questo figlio non si tocca. Quando si dice il figlio preferito, non c'è, in realtà esiste, c'era il cocco di mamma. In questo caso ne aveva 12 e il cuore di Giacobbe era verso Giuseppe, perché era l'ultimo, ancora Beniamino non era nato, era l'ultimo e lo amava. Giuseppe aveva fatto dei sogni, quindi seguitemi, Giuseppe aveva fatto dei sogni dove Dio gli aveva promesso che lui sarebbe stato uno importante, che addirittura l'ultimo della sua casa avrebbe dato vita a tutta la sua casa, ai suoi fratelli maggiori. Quindi la promessa. Poi ha subito tutto quello che ha subito. Ha subito tante prove, è stato venduto come schiavo, è stato servo nella casa di Potifar. Per chi non sa che cos'è Spotify, alzi la mano chi non sa che cos'è Spotify. Ah, ma tutti sapete che cos'è Spotify? Spotify. Una cosa di internet per musica. Non è quello. E poi è stato accusato di essere stato con la moglie di Potifar. Poi è stato buttato in galera, è stato 2 anni in galera, mischino. Tutte le ha viste, tutte. Ma alla fine, di una prova dopo l'altra, lui è rimasto fermo nella fede, è maturato nella fede. Se vi ricordate, ha governato dentro il carcere, ha governato la casa di Potifar, perché era fermo nella fede, e piano piano lui è cresciuto nella sua maturità, nel governo, e Dio alla fine gli ha dato il governo anche di Israele, dell'Egitto. Quindi la maturità in noi, la fede, la prova, mette in movimento la fede, prova la nostra fede, la fa maturare, perché Dio ci vuole dare cose più grandi, ma se noi non siamo maturi non possiamo avere cose più grandi. Amen? L'avete acchiappata dentro di voi? Perché Paolo dice di non prendere i giovani arrivati nella fede e dare loro dei ruoli di responsabilità? Perché la loro fede non è messa alla prova, non è stata provata, non sono maturi nella fede. Ma più noi diventiamo maturi nella fede, più Dio vede nella nostra vita la salita verso le cose più grandi. Quindi qual è lo scopo della prova? È quello di portarci ad un livello più alto. La prova della fede è quello di portarci ad un livello più alto. Se noi superiamo la prova con fede, noi siamo candidati a ricevere da Dio qualcosa di più alto. Come fu Giuseppe. Giuseppe, vero è, fu venduto come schiavo, ma nella casa di Potifar ha fatto il padrone. Ha subito quello che ha subito, è stato buttato in carcere, ma anche in carcere l'ha fatta da padrone. Dopodiché è stato recuperato dal faraone e ha fatto da padrone, è diventato il secondo dopo il faraone. E lì si è realizzata la promessa. Perché lui ha superato le prove? Perché Giuseppe ha superato le prove? Perché in cuor suo aveva in mente i sogni. In cuor suo sapeva che Dio gli aveva parlato, in cuor suo lui aveva
davanti le promesse di Dio. E non è che sono passati 4 giorni, sono passati anni, ma si è realizzata la parola che aveva ricevuto perché lui ha avuto fede in quella parola. Amen? Amen. Però non è solo lui, naturalmente. Un altro esempio è Davide. Davide ha ricevuto l'unzione quando era piccolo, mocciosetto, era l'ultimo della sua casa, sempre. Ma lui non è arrivato subito al regno. Vi ricordate, abbiamo parlato anche che Davide ha avuto più di un'unzione, ha avuto 3 unzioni. Perché Davide poi è riuscito ad arrivare dove è arrivato? Sicuramente era un volere di Dio, perché Dio conosceva il cuore di Davide. Ma conosceva il cuore di Davide perché? Perché sapeva che il cuore di Davide era fermo ed era un ottimo cuore per maturare e per arrivare là dove doveva arrivare. Saul è stato fatto subito re ed ha fallito perché non era una persona matura. Saul è stato fatto subito re, subito gli hanno messo la corona e subito lui ha fatto il capo senza maturità. Si è messo contro Dio più volte. Ha voluto fare anche il sacerdote quando non gli toccava fare il sacerdote. E più camminava nella sua vita, più la sua fede, quella che c'era, si andava perdendo. Addirittura ha invocato anche i morti alla fine della sua vita. E alla fine della sua vita è morto ammazzato. Questo è quando noi arriviamo dove dobbiamo, davanti a Dio, quando noi riprendiamo autorità su cose nel quale non abbiamo la maturità. L'autorità viene con la maturità. La corona viene con la maturità. La responsabilità ci viene quando noi siamo maturi. Davide ha superato tutte le sue prove. Mai è stato contro Dio. Ha peccato, che è un altro discorso. Tutti noi pecchiamo, ci mancasse. Alzi la mano chi non pecca mai. Ah, tu non pecchi mai? Abbiamo una non peccatrice. Va bene, stavo dicendo, quindi tutti pecchiamo. Davide ha peccato pure, ma il suo cuore è rimasto fedele. Il suo cuore conosceva l'amore di Dio, lui era innamorato di Dio ed è rimasto fermo lì. E la nostra fede migliora quando noi amiamo le cose. Cioè, se io non ho voglia di seguire, se io non amo, io non seguo, non mi metto in gioco. Non la supero la prova, non mi interessa superare la prova per qualcosa che non mi interessa. Quando io mi dovevo sposare, no? L'obiettivo mio era sposarmi. Ci sono state tante prove. Ok, ma la prova diventa superabile se io guardo l'obiettivo finale. La nostra prova può essere superabile solo nella misura in cui noi guardiamo al risultato finale. E il risultato finale nella nostra vita è la maturità. Quando noi guardiamo alla prova non come a una punizione, come a un peso che il Signore ci sta facendo passare, come a una tragedia, ora tutti ne sparlano, ora tutti ci punteranno il dito, ora qua, ora là, no, perché tutte queste cose il Signore le risolve a modo suo, ma noi dobbiamo guardare alla prova come a una crescita della nostra fede in maturità. Se noi amiamo crescere, se noi desideriamo arrivare più vicino a Dio, la prova neanche la guardiamo. Per noi è un passatempo e questo ce l'ha dimostrato, e faranno anche loro una testimonianza, Ivana, Giuseppe, Totuccio, Teresa, perché gente nella loro stessa situazione è stata esasperata, disperata. Le mamme piangevano, gli piangevano al telefono a Ivana. E Ivana ci dice, tranquilla, serena. E le mamme gli dicevano, ma scusami, ma tu così tranquilla sei? Io lo so che tu conosci il Signore, ma no, ste velle. Capite? Perché l'obiettivo finale è la pace, la maturità.
nel suo caso lei vedeva come obiettivo finale la possibilità di parlare di Gesù. Quindi grazie a questo lei è maturata, hanno superato la prova. Anzi, sono stati pure premiati. Un altro, no, nessuno, Davide e Saulo, abbiamo parlato. 1 Pietro 1,6. A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove. Quindi la gioia ci deve essere nella nostra vita, anche se noi stiamo attraversando una prova. Ma Pietro dice questo perché Pietro sa benissimo, se non lo sa lui non lo può sapere nessuno, che la fine della prova è vicina sempre. Se noi durante la prova vedessimo già la fine e il risultato, cioè concretamente, noi saremmo più sereni. Il fatto noi di non vedere né la fine né il risultato va bene, perché noi dobbiamo confidare nel Signore nella fine e nel risultato. Questa è la fede. Vedrete che più crescerete, più guarderete indietro nella vostra vita e direte: ma forse se avessi fatto in questa maniera avrei avuto un'altra occasione, la cosa sarebbe andata diversamente. Certo, grazie. Voi fate un conto su qualcosa che già avete vissuto, su qualcosa che già avete visto. È facile parlare su qualcosa che io vedo dall'alto e dico: ma se faccio così ho questa situazione, se faccio così ho quest'altra situazione. Grazie, ma quella non è più fede. La fede è un grosso punto interrogativo davanti a noi. Scusatemi, la prova è un grosso punto interrogativo davanti a noi e noi possiamo superare quel punto interrogativo con la fede. Punto. Noi dobbiamo credere che il Signore, anche se non ci risponde, ci farà superare quel punto interrogativo alla grande. Amen. Versetto 7, affinché la prova della vostra fede, vedete? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provata col fuoco, risulti a lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, anche se la nostra fede viene provata, noi dobbiamo essere felici. Però qua io la voglio leggere in un'altra maniera. La prova della fede, che non è la fede messa alla prova. Io la leggo diversa qua. La prova della fede significa che io ho la prova della mia fede. La prova della mia fede è oro. Avete capito? Dilla con me, la prova della mia fede è oro. Cioè, se la mia fede è provata, è approvata, è prova che io credo in Dio, diventa oro. Non stiamo parlando più della prova, della fede messa alla prova, ma stiamo parlando della fede che è provata oro, che è bella, è perfetta. Sono cresciuto nella mia fede e la mia fede vale oro. Quindi un altro scopo che ci viene messo davanti è diventare preziosi, avere una fede preziosa alla presenza di Dio. E avere pace, tranquillità. Avere oro significa avere pace e tranquillità. Non so se mi spiego. Se io a casa avessi 1 chilo, 1,5 chili, 2 chili di oro, sarei sereno, tranquillo, perché in un momento di bisogno, scalpellino, prendo un pezzettino di oro. Quindi avere la fede provata come oro vuol dire avere pace dentro di noi, avere sicurezza che non ci manca niente perché Dio è con noi. Perché nel momento opportuno noi prendiamo la nostra fede che è stata provata col fuoco, è diventata tutta oro, e andiamo davanti al Signore, Signore, la mia fede è splendente davanti a te. Voglio mettere in pratica la mia fede per le avversità future. Amen. Alleluia. Amen. Grazie Signore. Quindi quando noi attraversiamo un problema, per favore, non fate come fanno certuni. Ma Signore, ma perché? E rompono le sacchette alle marite, ma tu capisci? E le marite rompono le sacchette alla moglie. Ma lo Signore, ma che fa sta babbiano, ma sta cosa? No. Ci possiamo mettere in ginocchio, lamentarci con il Signore, è inutile disturbare la moglie o il marito, perché tanto soluzione non ne hanno. Disturbiamo il Signore e ci diciamo: Signore, ma perché
ci sta, siamo fatti di carne, siamo umani, ma dopodiché noi dobbiamo togliere quelle cose dalla nostra mente e posizionare dentro di noi la fede e mettere fede nelle promesse di Dio. Dio è fedele da liberarci, Dio è fedele da allargare i mari e farci passare, da spianare i monti e farci attraversare in una strada dritta, da fare fiorire i deserti e farci vedere qual è la strada. Dio è potente. Amen. Amen. Ci vogliamo alzare? Signore, noi ti vogliamo ringraziare. Tu sei benedetto in eterno, Signore, sei degno. Vogliamo, Signore, innalzare il nostro cuore, le nostre mani alla tua presenza. Vogliamo, Signore, venire davanti a te questa sera. Vogliamo, Signore, che tu fai un'opera grande in noi. Fino ad ora non abbiamo compreso che cos'è la prova nella nostra vita. Ora, Signore, abbiamo capito che serve per la nostra maturità spirituale. Vogliamo, Signore, venire alla tua presenza. Vogliamo chiederti perdono tutte le volte che non abbiamo capito perché abbiamo attraversato valli oscure, perché abbiamo attraversato la nebbia, perché, Signore, ci è capitato ogni sorta di problema, di male. Vogliamo, Signore, metterci davanti a te, vogliamo cambiare il nostro atteggiamento, vogliamo, Signore, avere più fede in te, più fede, Signore, nelle tue promesse, nella tua parola. Noi vogliamo avere convinzione, Signore, che tu sei con noi sempre e comunque, in ogni momento, in ogni circostanza, ogni cosa, Signore, tu la metti davanti a noi per darci pace. Vogliamo, Signore, questa fede potente da attraversare ogni difficoltà. Fortifica la mia fede, Signore, fortifica la nostra fede, fortifica la sua fede, Signore. Fortifica la nostra Dillo insieme a me, fortifica la mia fede. Fortifica la mia fede, Signore. Sì, oh Signore, io voglio la mia fede fortificata perché voglio vincere. Non voglio, Signore, perdere l'opportunità di diventare più grande nelle cose spirituali, di maturare nelle cose spirituali. Non voglio perdere, Signore, l'opportunità di avvicinarmi a te, Signore, riconoscere che la tua mano e le tue promesse sono sempre presenti. O Eterno, nel nome di Gesù Cristo manda lo Spirito Santo, perché per certo la difficoltà arriverà, ma vogliamo che tu ci dai la mano e ci accompagni. Vogliamo, Signore, questa fede, vogliamo attraversare a occhi chiusi sapendo che tu sei davanti a noi. Alleluia, gloria a te, Signore. Fai scendere, Signore, lo Spirito Santo su di noi. Fai scendere, Signore, la tua gloria su di Spirito noi. Santo, vieni. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni, Metti in noi, Spirito Signore, tranquillità, serenità. Sì, Signore, vieni. Facci vedere lo scopo, Signore. Metti tranquillità. Facci vedere quello che c'è al di là. Faccelo vedere nello Spirito. Tu ci hai detto, Signore, che la fede è certezza di cose che si sperano. Sì, Signore. Metti È certezza Metti di cose che non si vedono. Metti certezza. Signore, noi vogliamo avere questa certezza, questa convinzione delle cose che non si vedono. Vogliamo essere convinti delle cose che ancora noi non comprendiamo, ma che un giorno comprenderemo, e in quel giorno noi diremo: grazie, Signore, perché sono cresciuto, sono maturato, tu mi hai dato vittoria, e in quel giorno io potrò dare gloria al tuo nome, potrò dare testimonianza della tua mano stesa sulla mia vita. In quel giorno, Signore, io darò gloria al tuo nome e darò gloria al tuo nome agli uomini di questo mondo. Gloria. Vieni, Signore, rendimi una persona matura, rendici persone mature, perché tu hai deciso per noi un futuro meraviglioso, un futuro di re e regine, un futuro di governanti. E tu hai deciso, Signore, che noi dobbiamo maturare per governare. Più maturiamo, Signore, più tu ci darai. Amen. Più noi maturiamo, più noi arriviamo alla tua presenza. Grazie, Signore.
perché la tua visione non è la nostra visione, perché tu vedi al di là di quello che noi vediamo. Tu sei più alto, più grande, più perfetto di noi e tu ci vuoi portare a questa grandezza, a questa perfezione, a questa altezza spirituale. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, metti pace nei nostri cuori. Qualsiasi sia la prova, metti pace nei nostri cuori. Qualsiasi sia la difficoltà, metti pace nei nostri cuori. Oh Signore, noi in questo momento vogliamo cacciare il diavolo che invece ci vuole tentare e ci vuole distruggere, che invece con la sua azione vuole annientare la nostra fede. Signore, in questo momento noi lo vogliamo legare e lo vogliamo cacciare via dalla nostra casa, dalla nostra vita. Noi ti leghiamo e ti cacciamo via. Vattene via, spirito malvagio, nel nome di Gesù. Ogni spirito di povertà vada via, ogni spirito di malattia vada via. Nel nome di Gesù noi leghiamo e cacciamo via, nel nome potente di Gesù, convinti che le promesse di Dio sono su di noi. La messa è pronta, dice, e io ho bisogno di gente matura per la raccolta. Gloria a te, Signore Santo, Signore sei degno. Degno, Signore, sei della lode e della gloria e dell'onore, sei potente, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Gloria a te, Signore. Santo, benedetto. Ti lodiamo, Signore, e ti ringraziamo. Degno della lode e della gloria e dell'onore. Amen. Spirito, oh Spirito, entra nel profondo dell'anima mia. Spirito, oh Spirito, hai trasformato me e tutta la mia vita. Ti adorerò con tutto il cuore, alzo le mie mani al cielo per toccare le tue vesti. Ti adorerò. Oh sì, io ti adorerò, alzo le mie mani al cielo per toccare il tuo cuore. Ti lodirò, oh sì, ti lodirò, ti lodirò gli angeli, ti lodirò le mari, ti lodirò la terra. Oh sì, ti lodirò, la luna e le stelle si prostrino davanti al tuo trono. Ti lodirò, oh sì, io ti adorerò, insieme a tutta la creazione e le mie mani alzo al cielo. Ti loderò, oh Dio, io ti adorerò, ed il mio cuore e le mie mani si alzeranno per lodarti. Spirito, oh Spirito, entra nel profondo dell'anima mia.
tutta la mia vita. Spirito, oh Spirito, entra nel profondo dell'anima mia. Spirito, Spirito, hai trasformato me e tutta la mia vita. Hai trasformato me e tutta la mia vita. Hai trasformato me e tutta la mia vita. Shamaya vayasna sarara, Oriya shavara kirayasna, Olara yashara yasara magara nirayasna, Olara yasheva yasna saraye, Olara yashamaya vasna salara shavara kirayasna, Olara yasna salarama, Ora kirayashara yasna, Olara lara malara yasna, Olara malara yasna serake, Onya shena yasna yasmaya, Olara yashiva ye, Olara yashiva ye, Onya yasmaya ye, Olara yashala nasarama, Onya shala yasmaya saramaye, Olara kirayashara Olara yasara kira, Inyashala nasna mayesti, Olara yashala yasmaye, Olara kira nasna samarala, Olara nasna kira, Olara yashala ye, Ora kira yashala namaye, Olara kira nasala yasha, Yena kira mayevna sala yasa, Yena kira shava yasala, Olara kira nasna kira mayevna ya, Ilara kira yashala nasmayera, Ilara kira yashava nasna se, Yesara kira yasha. Ora ilara kira yasna sala kira yashala, Ilara mayevna yashala kira yasha. Alleluia, gloria, gloria. Senti la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Senti la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Scenderà su di te, scenderà. Scenderà su di te, scenderà. Prega con il cuore
Stendi la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Stendi la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Scenderà su di te, scenderà. Scenderà su di te, scenderà. Prega con il cuore, spera nel Signore e il miracolo tu vedrai. Spera con il cuore, spera nel Signore e il miracolo tu vedrai. Tu vedrai su di te, vedrai. Tu vedrai su di te, vedrai. Sei insieme a Cristo, tu combatterai, la vittoria tu otterrai. Sei insieme a Cristo, tu combatterai, la vittoria tu otterrai. Otterrai su di te, otterrai. Otterrai su di te, otterrai. Scenderà su di te, scenderà. Tu vedrai su di te, vedrai. Otterrai su di te, otterrai. Amen. Grazie Signore. Gloria a Gesù, grazie Signore. Grazie Gesù. Grazie per ogni cosa che tu hai compiuto nella grazie. nostra vita, nelle nostre singole vite. Amen. Grazie Signore per quello che tu hai fatto per quella famiglia, per tutti coloro che aspettano da te Amen. e ricevono da te. E noi Signore ti ringraziamo anche per ogni benefattore di questa Chiesa. Amen. Ti Grazie. vogliamo ringraziare e vogliamo mettere ogni benefattore nelle tue mani, Alleluia. affinché sei tu, Signore, a regnare, a provvedere, Alleluia. ad aiutare, Amen. a sollevare, a rialzare, a